Sono diversi i punti che hanno portato il ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, il Consiglio dei Ministri, a sciogliere il Consiglio Comunale di Racalmuto. Lo scioglimento è stato disposto ai sensi della normativa antimafia, spiega Palazzo Chigi in una nota. I commissari prefettizi che hanno ispezionato insieme ad un trappello di investigatori e funzionari il Comune di Racalmuto ha riscontrato una diffusa situazione di incompletezza del carteggio e una irregolare tenuta degli atti e della documentazione amministrativo-contabile relative alle aggiudicazioni. La commissione di indagine ha individuato comportamenti omissivi e di violazione alle norme di legge, con un distorto uso della cosa pubblica con risorse pubbliche attribuite a soggetti e imprese riconducibili agli ambienti del crimine organizzato di stampo mafioso. Si fa esplicito riferimento ai lavori e alle forniture assegnate alla ditta Sedil e alla società Euroscavi SNC. La ditta Sedil, riconducibile alla famiglia Cino di Racalmuto, peraltro risulta essere stata sottoposta al sequestro dei beni ai sensi della normativa antimafia con decreto del Tribunale di Agrigento. La società Euroscavi SNC di Racalmuto ha un capitale sociale di 105.000 euro che è diviso in parti uguali fra i fratelli Calogero, Edoardo, Giovanni e Vincenzo Sferrazza. I fratelli Sferrazza sono inoltre fratelli di Giuseppe Alfredo. Giuseppe Sferrazza il 3 luglio del 93 veniva sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale della PS per la durata di 2 anni e 2 mesi, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Dal 2006 dunque le pesanti controindicazioni a carico di Giuseppe Alfredo Sferrazza erano ben note all'amministrazione comunale racalmutese. Ciò nonostante il comune di Racalmuto ha affidato lavori e forniture alla Euroscavi SNC, società di proprietà amministrata proprio dai fratelli di Giuseppe Alfredo. In virtù di questo si ritiene che nel comune di Racalmuto si sono avuti diversi casi di affidamento di pubbliche commesse, forniture e lavori a ditte considerate di fiducia o reputate meritevoli di affidamenti diretti e nei confronti delle quali sono emerse circostanze che direttamente o indirettamente le riconducono a personaggi gravitanti in contesti delinquenziali mafiosi. Le irregolarità e violazioni di legge illustrate di volta in volta nelle analisi delle singole procedure di affidamento sono a parere della commissione di indagine indicative dei favori accordati con conseguenti ingiusti e indebiti profitti dalla civica amministrazione di Racalmuto alle ditte Sedil e Euroscavi, anche dopo che i relativi titolari o strettissimi congiunti dei titolari erano stati tratti in arresto nel 2006 e nel 2007 per reati di mafia. Appare qui appena il caso di sottolineare come la massima espressione dell'organo consiliare, ossia il Presidente del Consiglio Salvatore Milioto, sia stato testimone di nozze al matrimonio di uno dei figli di Nicolò Cino. Milioto è stato testimone di nozze al matrimonio celebrato il 6 ottobre del 2010 fra Luigi Cino, figlio del condannato all'ergastolo per mafia, con Maria Concetta Bello. Altro testimone di nozze è Marianna Mendolia, nipote di Nicolò Cino. Peraltro il decreto di sequestro dei beni della famiglia Cino ha riguardato anche beni intestati ad Amelia Cino. La commissione prefettizia è arrivata alla conclusione che l'amministrazione comunale di Racalmuto operava in un contesto socio-territoriale che risultava essere notoriamente inquinato dalla presenza di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, nonché da indiziati mafiosi.